via senza skate. Questo tutorial che vi suggerisce come condurre una vita senza skate. Questo Trend Topic Show che tutti ci invidiano e che offre ogni giorno argomenti d'attualità, sempre sul pezzo. E infatti oggi parliamo di animali da compagnia, i cosiddetti pet. Infatti tutti i VIP oggi pubblicano le foto sui social dei loro animali. I nostri affetti più veri. Federica Pellegrini, i bulldog francesi, Sì. Rosolino. Ma Rosolino è il nome del cane o del padrone? Ma nuotatore! Ah, no. scusa, Dudu, il cane di Silvio. Mentana è letteralmente impazzito per gli animali. No, Mentana è letteralmente impazzito e basta. È sui social tutto il giorno, fa 837 post al giorno. Ma la cosa più sconvolgente è che se i VIP pubblicano le foto dei loro animali, Alcuni animali sono più VIP dei VIP. infatti noi ci spacchiamo anche la testa per creare dei video che vi piacciono, no? Che diventino magari virali per aumentare i followers. Poi vai su Instagram e scopri che il cane Gif Pom ha 10 milioni di follower. È diventato un pet influencer. Gif Pom ad ogni post guadagna $45.000. Ma cosa fa un cane con $45.000 al giorno? Boh, avrà la cuccia con la piscina? Un osso impestato di diamanti? Impesta, ok. Ma noi ad ogni post quanto guadagniamo, Giorgio? Appunto, ma dove di voi che andiamo, dai? E poi, aspetta, cosa? Pumpkin il Pumpkin, procione vabbè, ha 1.300.000 followers. Ok. Tutti pronti a seguirlo, che lui con le manine si prende le patatine dentro il sacchetto. Insomma, oggi per avere un personal branding, scrivere libri, fare skate sui social, bisogna avere al minimo un animale. O bisogna essere minimo un animale anche. Come? Come sono cambiati i tempi, Sì. Una volta ci accontentavamo del pesce rosso, del canarino, della tartaruga. E si lottava per averlo, no? Per convincere i genitori. No, e infatti ogni volta che si passava davanti la vetrina del negozio, non era sempre... Papà, Se se è vero che il canarino che aveva il zio già un incrocio con un'aquila reale? che ne contamento, zio, dai. Papà, guarda, Sta fermo, ma ti vuol darmi qua testa dentro della vetrina? oh, ti ho visto che bello quello con tutte le piume colorate, guarda che bello quello che canarino. Giallo, rosso, verde. Papà, se compriamo un canarino, dai, io tendo mio, curo mio, netto mia gabbia tutte le mattine, davvero ti prometto, faccio tutto a me, non ti vado a occuparti di niente. Ti occuri ti ottendi ti, siamo sicuri? Sì, te lo giuro. E allora, lo compriamo. Va bene, dai. Yeah! Allora sto puttano per strada fuori da io da contentezza con sta scatoletta in banco dentro il canarino. Gol canarino, gol canarino. Papà, come lo chiamiamo? Shaker lo sapeva, come che ti vuol dai tesoro, basta che arriva vivo a casa. Perché che il canarino, con tutte che paghe che ciappava, se non moriva prima minimo a casa e ti arrivava deficiente, dopo gli dice, oh vecchia, senti, se vieni a sentire che spettacolo, come che canta sto canarino, senti, ti fammi sentire qua, oh, dai, non lo capisco, e non canta, in bottega c'era un spettacolo, sentirlo. Perché non sappia? Sta quello della bottega, no? E te che ha visto ti, e te che ha mostrato qui in vetrina, e dopo se andà a parlare di io e te ne da un altro. E ne tocca come mia cognata Sandra la settimana passata, che gli ha detto che c'era un merlo indiano e dopo invece che ha scoperto che c'era un gabbiano pitturato di nero. E a prima sera che io essa fuori dalla finestra e la gabbietta che c'è piova e si smaria. Ecco, e ovviamente dopo 3 giorni il bambino del canarino che fa anche rima si è dimenticato. E a chi sei che toccava cuccarselo A chi? Al papà. Al papà insieme a Cocorita, il merlo indiano e tartarughe. Papà, papà, Dimmi. compriamo un cucciolo di cane. No, Dai, un pastore tedesco cucciolo. No, stavolta no. No, che sia chiaro, il cane non lo prendiamo. No, vi avviso subito, se viene dentro qua a casa un can, vado via o mi o il can. A questo punto il bambino si disperava e arrivava la mamma. Ma ti sei deficiente da rispondere così al fio? Ti vuol traumatizzarlo? Visto che il vegna su complessa? Non ti vuol comprarlo il can? Io compro mi! E ti sa come lo chiamiamo? Gif Pong! Allora, posto.
E quindi per fare un po' di soldi sui social mi hanno Fate vedere un attimo, fate vedere, mi piega fuori. Esatto. Ti spazieremo per scimmia e magari ci apriamo $30.000 apposta. Ah, Basta di H5. H5 No, ma apposta. 5.000, 5 dollari, 5 euro, 5 dollari. Salta, salta.